alla parola di Dio. Questa mattina è una parola di incoraggiamento, una parola che ci deve spronare, anche se sembra questo un momento di fermo, ci deve spronare a continuare a camminare nel Signore. E quindi andiamo a un passo che in queste settimane ci è molto molto familiare, ed è quello di Filippesi. Proprio venerdì scorso abbiamo avuto dei problemi tecnici. Riprendiamo da quel capitolo, non facciamo l'analisi dell'epistola meditando verso per verso, ma il mio cuore si è fermato su un verso del capitolo 3 che voglio condividere con voi, e insieme a una lettura un po' più ampia, ed è il capitolo 3 di Filippesi, il verso 16, che ha questo incoraggiamento a proseguire il cammino. Soltanto dal punto in cui siamo arrivati continuiamo a camminare per la stessa via. Quindi leggeremo un brano più ampio dal verso 12, Filippesi capitolo 3, verso 12 fino al verso 16. L'Apostolo Paolo parla e dice: non che io abbia già ottenuto tutto questo, o sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Sia questo dunque il sentimento di quanti siamo maturi, e se in qualche cosa voi pensate altrimenti, Dio vi rivelerà anche quella. Soltanto dal punto a cui siamo arrivati continuiamo a camminare per la stessa via. Dal punto in cui siamo arrivati continuiamo a camminare per la stessa via. Gloria a Dio, questo è l'incoraggiamento. Proseguiamo il cammino. Il cammino cristiano rimane tale, è un cammino in avanti fino al giorno del ritorno del Signore. L'Ecclesiaste dice che non c'è congedo in tempo di guerra, e il tempo che noi stiamo vivendo è un tempo che dobbiamo considerare un tempo di cammino, un tempo che deve andare avanti, un tempo di continue battaglie, certamente, un tempo in cui affrontiamo difficoltà su difficoltà, ma la direzione è sempre quella. Noi dobbiamo continuare ad andare avanti. Tutte le nostre considerazioni del passato, quello che è avvenuto, le cose che abbiamo ottenuto, le cose utili, sono sicuramente buone per farci considerare quanto è cresciuta la nostra fede, farci fare dei bilanci, farci comprendere la bellezza delle nuove esperienze che abbiamo vissuto col Signore, considerare se siamo cresciuti in maturità cristiana, se dobbiamo andare ancora avanti, considerare se abbiamo nuove responsabilità in Dio oppure no. Quindi tutto quello che noi possiamo valutare riguardo al passato ci deve aiutare per comprendere il tempo presente, ciò che abbiamo raggiunto finora, quello che abbiamo ottenuto, quello che abbiamo visto con le nostre mani. Quindi il passato ci serve per capire dove siamo oggi, ma qualunque sia il bilancio che facciamo del nostro tempo presente, l'imperativo continua a essere uno: prosegui, prosegui, rallegrati per quello che hai ottenuto, valuta se nel tempo presente qualcosa è da rivedere, se hai bisogno di un risveglio, valuta tutto, prendi il passato, fanne tesoro per avere una chiara visione del tuo presente, ma l'imperativo non cambia: prosegui. Prosegui, Paolo lo dice, e noi ormai siamo ben familiari con l'epistola ai Filippesi, quindi quando lui ci dice
proseguo il cammino, dimentico le cose indietro, ora lo vedremo nel dettaglio, sappiamo bene che cosa sta vivendo nella prigionia dopo anni di servizio, eppure lui dice l'imperativo per me, per il mio cuore, continua a rimanere avanti, avanti, prosegui, vai avanti. Questo è l'unico obiettivo, questa è l'unica direzione che abbiamo. Noi dobbiamo proseguire il cammino. E se qualcuno è un po' perplesso in queste settimane, noi vogliamo continuare a incoraggiarci gli uni gli altri dicendo prosegui il cammino nel Signore. Anche perché proseguire non dipende dalla comprensione di tutto, ma dipende dalla fiducia in Dio. Paolo lo specifica nel verso 15. Sia dunque questo il sentimento di quanti siamo maturi. E se in qualche cosa voi pensate altrimenti, Dio vi rivelerà anche quella. Soltanto continuate ad andare avanti. Anche, dice Paolo, se non avete capito tutto, anche se ci sono delle domande nel vostro cuore, anche se certe situazioni non trovano spiegazione nella vostra mente, voi continuate ad andare avanti perché alcune risposte le otteniamo, altre dobbiamo attendere per ottenerle, altre non sono alla nostra portata e alcune situazioni possono metterci degli interrogativi e qualcuno potrebbe dire mi fermo qui perché non capisco, mi fermo qui perché non so dare una risposta per quello che sta accadendo. Paolo dice no, fratelli, anche se qualche cosa non ci è chiara, anche se abbiamo un'idea diversa anche dai piani del Signore, anche se non riusciamo a comprendere che cosa sta avvenendo intorno a noi dobbiamo andare avanti non perché capiamo tutto, ma perché ci fidiamo del Signore. Paolo dice, voi non vi preoccupate perché Dio vi rivelerà anche le cose che non comprendete. Soltanto andate avanti. Non sia una scusa per fermarvi. Non siano i pensieri del passato, non siano gli interrogativi del presente a dirci se il nostro cammino si deve fermare oppure no. Tante domande rimangono ancora nel nostro cuore, tanti desideri forse sono ancora irrealizzati dentro di noi, tante suppliche stiamo rivolgendo a Dio con tutto il cuore e stiamo attendendo l'esaudimento. Ci sono tante cose che non comprendiamo perfettamente, ma non sono una giustificazione per non proseguire oltre. Non sono un motivo per prenderci una pausa, non sono un motivo per arrabbiarci col Signore, soltanto dal punto in cui siamo arrivati andiamo avanti lungo il cammino e lungo il cammino Dio ci rivelerà ogni cosa. A volte il Signore ci dà delle indicazioni per il passo successivo del nostro cammino. Ci dice servimi, ci dice fai un atto di fede e fa quello che io ti dico, ubbidisci alla mia parola, sottomettiti a quello che ti viene detto, non contestare continuamente perché non comprendi tutto, va avanti perché io ti sto chiamando ad andare avanti e nel cammino abbi fiducia in me, che tu comprenderai. A volte non ci rendiamo conto che è proprio andando avanti che noi avremo le nostre risposte. La nostra risposta non è oggi, ma è nel giorno di domani. La nostra risposta non è nel passo che facciamo oggi, ma è 3 passi in avanti. E noi dobbiamo fare quindi quei passi per avere la risposta. Molti si lamentano perché non comprendono le vie del Signore e non comprendono però che la risposta alle loro domande sta proprio un po' più avanti. E allora andare avanti, comprendere, è necessario, per comprendere è necessario andare avanti, proseguire il cammino. E quindi se vogliamo le nostre risposte, se vogliamo che il Signore ci spieghi quello che non comprendiamo, dobbiamo andare avanti. Fratelli, Dio vi rivelerà ogni cosa che non comprendete, ma andate avanti, non vi scoraggiate, continuate a seguire il cammino del Signore. Quante volte il Signore mi ha chiesto di servirlo? Quante volte non ho compreso quello che sarebbe conseguito dal servizio al Signore? Abbiamo lasciato tante comodità per il Signore. Abbiamo iniziato a spendere la nostra vita per gli altri, abbiamo iniziato a sacrificarci per gli altri,
abbiamo iniziato a mettere anche le situazioni familiari degli altri, delle anime, davanti alle nostre e non comprendevamo se quei passi potevano essere dei passi giusti, ma poi nel cammino, passo dopo passo, abbiamo visto che il Signore aveva uno scopo, aveva un piano, voleva usarsi di noi. E allora abbiamo capito che proseguire il cammino è sempre una costante nella nostra vita. Anche quando non comprendiamo quello che avviene, noi vogliamo continuare ad andare avanti nelle vie del Signore. Ancora l'Apostolo Paolo ci suggerisce di andare avanti perché proseguire il cammino non dipende dagli incoraggiamenti del passato, ma dipende dalla speranza per il futuro. Il Signore non ha previsto per noi che noi vivessimo di continue nostalgie, ma il Signore ci ha dato una speranza per il futuro. Tante volte noi ci culliamo nei traguardi raggiunti e alcuni traguardi, grazie a Dio, li abbiamo raggiunti. Grazie a Dio il Signore ci ha parlato, ci ha benedetto, ci ha fatto realizzare le sue promesse e ci sono tante risposte che abbiamo anche ottenuto, quelle che dicevo prima, che forse nel tempo presente non abbiamo ottenuto, ma proseguendo il cammino abbiamo poi visto arrivare al nostro cuore. E questi traguardi, queste risposte possono farci pensare che siamo arrivati, ma non è così. Proseguire il cammino non dipende dagli incoraggiamenti del passato. Quegli incoraggiamenti del passato, le cose grandi che il Signore ha fatto, ci servono per rimanere saldi nel tempo presente. Ma il nostro proseguire è spinto e motivato dalla speranza del futuro, dalla speranza di quello che il Signore ha previsto per noi. E se i pensieri del passato ci ancorano in qualche modo, possono avere anche la terribile capacità di farci fermare, di trattenerci. Allora Paolo esorta i Filippesi dicendo: le cose che avevo indietro, il verso 14, verso 13 e 14, le cose che ho ottenuto, benedico il Signore. Ma quelle che stanno indietro le lascio indietro, me ne dimentico e mi protendo in avanti, perché io possa ottenere il premio della celeste vocazione e corro quindi verso la meta. E quindi se i pensieri del passato ci ancorano, Paolo ci esorta e lo Spirito Santo vivifica questa parola nei nostri cuori questa mattina, esortandoci a dimenticare le cose che stanno indietro, perché l'unico traguardo che ci consentirà di fermarci una volta e per sempre sarà il traguardo di Cristo Gesù nella celeste vocazione, quando lo incontreremo. E fin quando non l'abbiamo incontrato, noi non possiamo fermarci. E quindi quello che ci spinge a proseguire non saranno mai i traguardi del passato. Quelli ci servono, come dicevo prima, per rafforzare quello che siamo oggi. Ma ciò che ci spinge ad andare avanti è il pensiero, è la speranza del futuro che abbiamo in Cristo Gesù. Per questo andiamo avanti. Molti si fermano, scoraggiati, e dicono: non voglio più proseguire. E lo fanno perché si stanno dimenticando che noi andiamo avanti soltanto perché abbiamo una speranza per il futuro. Noi vogliamo vedere il Signore. Gesù è venuto tra noi, è morto sulla croce, sì, per darci quella benedetta comunione che questa mattina stiamo sentendo con Lui, ma quello è soltanto la caparra, l'assaggio di quello che è veramente preparato per noi. E per noi è preparata una speranza eterna in Cristo Gesù. E quindi, fratelli, amici, vogliamo andare al Signore questa mattina dicendo: Signore, voglio proseguire il cammino, perché se anche ti ringrazio per tutte le benedizioni che tu mi dai, io so che quelle sono una minima parte. Ciò che è più grande, ciò che è migliore non è ancora arrivato, e noi vogliamo incontrarti, Signore, vogliamo arrivare alla celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Quindi proseguire il cammino sarà motivato soltanto se abbiamo speranza per il futuro. E quante volte ci siamo lasciati ancorare nei pensieri del passato
e se non abbiamo una prospettiva spirituale per il futuro, quei pensieri ci potranno anche rallegrare per un momento, ma presto ci faranno sprofondare nella nostalgia, ci faranno dire dove sono i tempi passati. Ma noi vogliamo proseguire il cammino, guardando la speranza del futuro che il Signore ci ha dato. Proseguire non dipende dalle cose acquisite o perse in questo cammino terreno, ma dall'unico premio per cui dobbiamo vivere. Obiettivi, premi, ricompense sono sicuramente degli stimoli utili per motivarci a proseguire gli impegni che abbiamo preso. Ma quando il nostro cammino dipende da altri premi, noi avremo dei problemi. Quando proseguiamo il cammino di fede perché ci aspettiamo il riconoscimento del pastore, dei fratelli, quando noi proseguiamo il cammino soltanto perché vogliamo la gratificazione di un servizio che vogliamo a tutti i costi fare, noi avremo dei problemi e presto vedremo davanti a noi la vera sostanza spirituale che c'è nel nostro cuore. Proseguire non dipende dai premi e le ricompense che possiamo trovare qua giù. Proseguire dipende dall'unico premio per cui noi dobbiamo vivere. E Paolo lo ripete: io il premio a cui aspiro è la celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. L'unico premio che ci deve motivare è la corona celeste, è il premio che un giorno il Signore ci darà nel tribunale meraviglioso di Cristo. È quello l'unico premio che ci deve motivare. Se sarà la corona celeste la nostra vera e reale motivazione, noi saremo capaci di continuare a servire fedelmente il Signore, anche se rimarremo da soli, anche se nessuno si ricorderà di noi, anche se nessuno si accorgerà di quello che stiamo facendo, perché noi viviamo per quel premio, viviamo per la celeste corona, viviamo per l'elogio del nostro Maestro, e non ci saranno allora né delusioni e né illusioni umane che saranno capaci di farci fermare dal cammino. Dio ci aiuti a trovare la motivazione del nostro andare avanti soltanto nel pensiero che un giorno otterremo la corona celeste, che ascolteremo il nostro Signore che ci dirà: ben fatto, buono e fedele servitore. La prospettiva dei figli di Dio è una prospettiva spirituale, è una prospettiva per il cielo. La nostra cittadinanza, dirà Paolo poco più avanti nei Filippesi, è nel cielo. E noi vogliamo vivere per quel premio, vogliamo attendere quella corona. Allora non ci scoraggeremo per nulla al mondo, allora gli uomini non ci deluderanno, allora le situazioni non ci illuderanno. Noi andiamo avanti perché abbiamo un premio meraviglioso ed è l'unico premio per cui noi vogliamo vivere e vogliamo anche morire. I martiri sono morti in attesa di quella benedetta corona. La Chiesa è andata avanti anche nelle sofferenze, nelle prigionie, perché aveva trovato il motivo per andare avanti nella corona celeste, non nelle motivazioni umane. Le relazioni umane sono fallimentari, le situazioni terrene cambiano e tutti quelli che si affidano a queste cose, tutti quelli che poggiano il loro sguardo su quelle cose, rimarranno delusi e si fermeranno. Ma Paolo dice: prosegui il cammino, come lo sto facendo io, che non ritengo di averlo già ottenuto, non ritengo di essere più in alto di voi, fratelli, ma faccio una cosa: dimentico tutto quello che è indietro e vado avanti, proseguo verso la meta, corro, mi affatico per quello, perché voglio attendere a quel premio, voglio ottenere quella corona. E questo trasferisce poi ai Filippesi Paolo, e lo Spirito Santo lo trasferisce a noi questa mattina. Soltanto dal punto in cui siamo arrivati andiamo avanti per la stessa via, qualunque sia il punto raggiunto. Amico,
ovunque tu ti trovi. Ovunque tu ti trovi in questo momento, fisicamente, ma soprattutto ovunque tu ti trovi spiritualmente. Qualunque sia il tuo punto raggiunto in questo momento, da lì proseguiamo, fratelli. Da lì proseguiamo, amici. Cristo sta parlando al cuore, diamo il cuore al Signore e da lì iniziamo il cammino di fede che ha la direzione della Gerusalemme celeste, ha la direzione del nostro amato Salvatore. Qualunque sia il punto, da lì andiamo avanti. Dove sei in questo momento? Dove ti stai trovando spiritualmente? Da lì non fermarti, vai avanti. Forse qualcuno si trova un po' più indietro di quello che avrebbe voluto. Forse sta dicendo, ma io ho servito il Signore, mi trovo qui, sono ancora immaturo, sono ancora infedele. Ma da lì, anche se hai incontrato qualche ostacolo di troppo, anche se la tua vita ti ha visto più volte caduto, da lì, anche se ti trovi un pochino più indietro di quello che avresti voluto, vai avanti. Proponiti di proseguire il cammino da lì e il Signore ti aiuterà ad andare avanti, a non cadere più in tutte quelle cadute che prima ti facevano sprofondare. Dio ti aiuterà, ma tu vai avanti. Forse qualcuno sta ringraziando il Signore perché si trova adesso molto più avanti di quello che avrebbe immaginato con le proprie forze. E lodi il Signore allora, quel qualcuno, lodi il Signore per il traguardo che ha raggiunto, per le opere che il Signore ha mostrato, per la gloria di Dio che abbiamo visto. Lodiamo il Signore se siamo meravigliosamente avanti nel cammino, ma non ci fermiamo. Proseguiamo, non diciamo, beh, ho ottenuto, ora sono soddisfatto, ora faccio arrivare gli altri, io mi riposo un attimo, no, continuiamo il cammino. Forse qualcuno è fermo da tempo, forse qualcuno non sta più progredendo, forse qualcuno si è attaccato a qualcosa che ha raggiunto e non se ne vuole staccare. Non dobbiamo stare fermi. Non dobbiamo attaccarci neanche ai traguardi che abbiamo ottenuto. Se c'è qualcosa che abbiamo fatto di buono, appartiene al Signore. A Lui deve andare la gloria. Noi dobbiamo avere la capacità di staccarci da tutto e dire al Signore, Signore, lo lascio alla tua gloria, lo lascio indietro e vado in avanti perché io devo arrivare in cielo. Io devo arrivare alla celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Qualunque sia il punto, se siamo fermi, se siamo indietro, se siamo avanti, se stiamo camminando, se abbiamo rallentato, se stiamo accelerando, qualunque sia il punto, fratelli, andiamo avanti, proseguiamo il cammino. Prima abbiamo ascoltato il cantico Nulla so del mio domani. Questo cantico è stato un cantico scritto da un uomo che si era fermato perché aveva avuto una prova terribile, un lutto nella sua casa. E questa prova l'aveva colpito al punto che non sapeva darsi una spiegazione. Lui, fedele al Signore, colpito da un lutto così profondo. Eppure il Signore seppe parlare al cuore di questo suo figliuolo, che comprese che se anche non sapeva darsi le risposte, se anche non sapeva, come dice Paolo, comprendere tutto, sapeva che doveva proseguire il cammino e nel cammino il Signore sarebbe stato con lui. Fratelli, proseguiamo con tutto il cuore, con tutte le nostre forze, con tutta la nostra mente, con tutte le nostre speranze, con tutte le nostre aspettative. Proseguiamo il cammino e nel cammino il nostro amato Salvatore ci sosterrà perché Lui vuole quanto e più di noi che noi arriviamo a incontrarlo, a vederlo faccia a faccia, a ricevere la corona. Lui ci sta aspettando. Coraggio, fratello, coraggio, sorella, prosegui il cammino, non ti scoraggiare, affidati al Signore, non ti ancorare alle cose del passato, continua ad andare avanti, affidati al Signore, abbi fiducia anche per le cose che non comprendi, confida nel Signore e Dio continuerà a aiutarti ad andare avanti e un giorno lo incontreremo, benediremo il suo nome
e la nostra vita, che è già piena adesso, troverà ogni gloria nella presenza di Cristo Gesù. Il Signore ci benedica.